Le audizioni di oggi dell'assessore Coletto e del dottor Mantoan hanno confermato che nel 2013, nel momento in cui la Regione ha avuto conoscenza di questo fenomeno, ci si è immediatamente attivati mettendo in sicurezza la popolazione a partire dal 2013. Oggi c'è una particolare attenzione per il monitoraggio per quello che potrebbero provocare questi PFAS, questi controlli in queste 120.000 persone, dimostrano che il settore della sanità ha particolare attenzione e cura affinché questo fenomeno possa essere continuamente monitorato e capire che effetti può avere nella salute della persona. L'altro aspetto naturalmente sarà quello infrastrutturale, perché anche oggi mi pare di aver capito che la soluzione è di pensare a nuovi acquedotti che possano mettere in sicurezza questo territorio che risulta inquinato da PFAS. L'assessore Coletto e il dottor Mantoan, responsabile della sanità in Veneto, ci hanno ribadito che le sostanze perfluoroalchiliche, cioè i FAS nel sangue, prima di sparire dal sangue dei cittadini che attualmente in seguito ad analisi hanno scoperto di avere queste sostanze, ci impiegano ben 20 anni. Quindi è importante verificare e capire che cosa vuol dire per queste persone avere nel sangue per 20 anni queste sostanze, perché da studi fatti si sa che sono sostanze potenzialmente cancerogene. L'altra questione è capire chi pagherà i costi sanitari, capire chi pagherà i costi per l'approvvigionamento di acqua pulita, visto che molti cittadini hanno ancora adesso acqua non pulita, ovvero acqua contaminata da FAS, e pertanto è importante dare seguito anche a un atto del Consiglio regionale votato all'unanimità che chiede che chi ha causato questi danni deve pagarli. Quindi io sono fortemente convinto che deve essere fatta una causa legale nei confronti della ditta che ha causato questo inquinamento, perché non è giusto che sia la Regione, che sia lo Stato, che siano i singoli cittadini a pagare per un danno che sappiamo aver causato altri. FAS e Agricoltura? Ecco, dalla Commissione Seconda arriva un messaggio chiaro che voglio lanciare a tutti i cittadini. Sia chiaro che bisogna intervenire non soltanto con un controllo, ma con misure preventive chiare, perché gli agricoltori si domandano che cosa fare a questo punto. È chiaro che manca un'interazione all'interno degli assessorati per dare risposte effettive, e questa è stata la domanda che ho cercato di porre all'assessorato alla sanità per fare sì che ci siano risposte immediate da parte di tutti gli assessorati della Regione Veneto. Abbiamo bisogno di risposte, abbiamo bisogno di capire con quali risorse far fronte a una prevenzione per far sì che i nostri allevamenti siano sicuri e in attesa appunto dei risultati sulla catena alimentare.